Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera amici ascoltatori, da Massimo Leonardi e Federica Vianello. Buonasera a tutti. Oggi ho l'onore nonché il piacere di condurre questa trasmissione perché la collega Colovati non c'è, non so dove sia, ma no, a parte gli scherzi, avevo un appuntamento fuori Milano e quindi la salutiamo e sono io con la collega Vianello a fare questa puntata che vi dico subito tratterà di un argomento secondo noi molto interessante, ovvero sulla separazione e sui divorzi. Ci eravamo tanto amati e adesso non più, cara avvocato Vianello, perché purtroppo questa è la verità, signori. Intanto vi do il numero di telefono per telefonare in diretta, mi raccomando, fatevi sentire, 0292 947222. Poi abbiamo anche il numero WhatsApp 340 670 9659 per scriverci via WhatsApp, leggiamo i commenti. Dico subito che potete intervenire anche con argomenti che esulano diciamo così, il tema di oggi. Non è che voglio dire, siamo in grado di rispondere un pochettino a tutto, voglio dire. Quindi ricordate sempre che non è che è un parere che forniamo, noi diamo delle indicazioni su dei quesiti che ci fate. Certo. Però chiamate, non abbiate paura. Io ogni tanto mi inalbero, però tutto sommato sono abbastanza tranquillo, quindi cioè sono una persona che ascolta tutte le domande con molta pazienza e ricordate che anche la domanda che voi sembrate, se potete immaginare che sia banale, non lo è, perché il nostro paese è un paese difficilissimo a livello di interpretazioni normative, quindi qualsiasi dubbio fatelo, chiamate, siamo qua apposta. E poi in più è gratis, cioè più di così, certo. non so ragazzi, cioè vabbè. Approfittatene. Chiamate. Allora, a parte queste battute iniziali, voglio partire subito in quarta con Federica, perché innanzitutto lavoriamo anche insieme, io non sono ovviamente specializzato in diritto di famiglia, ma abbiamo fatto dei procedimenti insieme, quindi così, per diciamo così come appoggio, come secondo avvocato, un pochettino anch'io un po' ne mastico. E allora Federica, questa novità un pochettino importante di cui voglio che tu parli, è questa famosa procedura che è unificata adesso, Sì. Separazione e divorzi, quindi una concentrazione di un procedimento in un unico procedimento con tempi forse più Un snelli? pochino più brevi, più snelli sicuramente, quindi adesso c'è la possibilità con un unico atto di chiedere prima la separazione e contestualmente anche il divorzio. Ovviamente è rivolto a quei soggetti innanzitutto che devono essere d'accordo, quindi deve essere un ricorso consensuale e, diciamo che devono essere anche molto chiare quelle che sono le richieste, sia in termini economici, sia eventualmente in termini di mantenimento dei figli, di visita, di collocamento, perché il limite cos'è? Che ovviamente con un unico atto tu vai a richiedere delle condizioni che poi rimarranno sia in sede di separazione e dovranno essere confermate in sede di divorzio. Certo. Quindi importante valutare quando una coppia si sta separando, innanzitutto se c'è il consenso, in modo da poter andare da un unico avvocato, ma anche da 2 perché Ecco, non ricordiamoci, possono sì. esserci o il medesimo avvocato Sì. che fa una procedura unica, ma anche lì ovviamente non è obbligatorio, possono No, essere anzi, 2 avvocati differenti. ci sono anche dei pro e dei contro, nel senso che il Bravo. pro è chiaramente può essere una questione economica, perché un unico avvocato ovviamente ha dei costi inferiori rispetto ad andare da 2. Il contro cos'è? Che nel momento in cui c'è un problema tra i coniugi, quell'unico avvocato ovviamente non può seguire più né uno né l'altro, perché c'è un Manca conflitto, l'imparzialità, sì. manca il fatto di essere super Sì, partes, c'è perché non è più certo. E quindi ovviamente a quel punto ci si deve necessariamente rivolgere a 2 avvocati diversi, quindi a questo punto forse può essere importante valutare sin da subito di cioè rivolgersi fate lavorare 'sti avvocati, cioè non state lì a fare i braccini, no, a parte gli scherzi. Poi parleremo un po' anche di costi, non è sì, che li diamo, ma per avere diamo un'idea. un'idea, perché noi siamo a Radio Libertà, non è che abbiamo filtri, noi spariamo giù tutto quello che è consentito, mica diciamo i prezzi, però è giusto che anche la gente più o meno sappia cosa Un'idea costa, di perché quello che può a costare. volte sento questo ombra, ma non va bene, cioè, signori, tanto noi abbiamo le tariffe professionali, cioè voglio dire, Certo, quelle sono. non è che andiamo a inventare preventivi, cioè, quindi sta paura di dire, noi lo diciamo e ve lo diremo più tardi, stateci ascoltare. Ecco, stava dicendo l'avvocato, quindi un'unica procedura. Un'unica procedura, quindi un unico ricorso che stabilisce le condizioni di quelle che sarà la separazione e Ecco, successivamente il scusa divorzio. Federica, la presenza è ancora obbligatoria sulla consensuale? Non mi è No, chiara questa cosa. non è più obbligatoria, Molto nel senso importante anche che questo. sì, mentre prima Cosa succede esattamente? Vorrei che spiegassi la sì. procedura esatta. Allora Cioè, si redige questo ricorso ovviamente che viene condiviso dai coniugi, quindi saranno i coniugi a decidere, ovviamente coadiuvati dagli avvocati, quelle che sono le condizioni, quelli che saranno i rapporti patrimoniali, i rapporti con i figli e vengono materialmente inseriti in quest'atto, atto che verrà poi depositato
Il giudice Telematicamente. telematicamente, quindi non c'è più No, diciamolo cartaceo. perché qua c'è gente che cioè ormai abbiamo il telematico, quindi c'è l'avvocato Vianello poi deposita, ha la mano che c'ha la mano La mano c'ha la mano velocissima. no, a parte quello, però è una facilità È adesso molto è più facile, una sì, facilità. anche per il cliente fornire la documentazione, perché ovviamente viene mandata tutta a mezzo mail, non servono più migliaia di carta, fogli, carta. viene inviata via mail. Ecco, una cosa importante da dire è che con la nuova riforma, anche in ipotesi di separazioni consensuali, è richiesta tutta la documentazione reddituale. Cosa importante, Sì. che è quella un po' più Che è cioè quella più spiacevole, ostica. nel senso Sì, che sì. qua diciamo un po' più o meno che documenti Allora, che soprattutto premetto, sì. nell'ipotesi in cui ci sono figli ovviamente, oppure nell'ipotesi in cui uno dei 2 coniugi chiede il mantenimento, perché ovviamente il giudice deve poter valutare l'equità dell'importo che viene concordato tra i coniugi. Quindi sono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e gli estratti conto della banca degli Ecco, ultimi 3 anni. questo è Questo è la parte più complicata perché molti non li hanno, devono richiederli, la banca comunque magari richiede anche dei costi Su per questo aspetto, Fede, voglio dire una cosa a chi ci ascolta, che poi magari mi dirai anche tu cosa ne pensi. Questa richiesta, viene sempre vista a volte con, del tipo: "Ah, ma quando magari ti stai separando, ma adesso io non riesco facciamo credere che non ho più soldi, sposti denaro e queste, ah cose, certo. s cioè Croce Rossa su, non fate 'ste cose." Ah no, Cioè perché assolutamente poi no. tu devi produrre gli estratti conto, E quindi risulta movimenti tutto. strani di denaro, cessioni simulate, non fanno Mh. altro che peggiorare, perché a La volte situazio sentiamo anche certo, questo. purtroppo sì. Scusa a te poi. No, no, è vero, peggiori la situazione Sì. anche perché, ripeto, poi c'è un giudice che comunque guarda la documentazione, tra l'altro documentazione che se non è completa viene comunque richiesta. Ecco. Quindi finché non c'è la documentazione completa il giudice non decide, rinvia, quindi si perde anche tempo. Per cui è importante quando si decide, ci si approccia a una separazione, iniziare a recuperare tutta questa documentazione che, ripeto, può volerci del tempo, Certo, però fortunatamente tempi tecnici, scadenze non ce ne non ce ne sono sono. in tema di Ma separazione. vanno depositate. Vanno depositati e ancor di più viene richiesta una sorta di disclosure da compilare che Quella quella più sì, però quella agevola, cioè quella non è obbligatoria, però agevola molto il eh. giudice nella lettura della Ecco, facciamo documentazione. qualche esempio, perché io un po' mi ricordo, fai qualche esempio di cosa chiedono in quella L'avevam sì, disclosure. sì, l'avevam prodotta nel Sì, caso appunto che sì, stavam seguendo insieme. cos'è che chiedono? Gli Ti animali chiedono anche, no, ma se hai addirittura ti chiedono se hai animali, eh, il costo di un animale, ovviamente se hai beni mobili, beh, oh. beni immobili, macchine, assicurazione, ma addirittura ti chiedono i costi per eventuali palestre. Sì, Comunque è giusto, perché perché comunque fan chiedo tutto fa parte parte del quello che del è lo sì, stato di famiglia e le redditi della o comunque assolutamente la sì, sì. qualità di vita, no? Gli eventuali condominio, i costi, insomma tutto quello tutti quelli che sono i costi che ruotano intorno a una famiglia, quindi vanno indicati. Ripeto, quella non è obbligatorio, però abbiamo visto diverse volte che soprattutto Milano, Sì, se gliela si produce, il giudice comunque è son più più contenti. sì, perché li agevoli, li aiuti nella lettura della documentazione che a volte è anche molto lunga, quindi Certo, insomma certo. se si può agevolare Certo. va anche Anche bene. perché, voglio dire, calcolate che i giudici, voglio dire, non è che cioè, hanno 1000 procedure, quindi Ma insomma certo, il fatto di renderli edotti su tutto quello che è utile sì, per portare a casa un provvedimento positivo va certo. fatto. Quindi, Anche agevolargli il lavoro agevolare il comunque, come lavoro. viene agevolato a noi dal cliente se ci fornisce la I documentazione giudici su quelli sono completa. molto attenti, Sì. abbiamo visto che, insomma, se si ha una documentazione completa, non farraginosa, insomma, è chiaro che li eviti Diciamo lo stesso vale per noi. Se il vero, cliente viene con vero, la documentazione verissimo, verissimo. completa, senza omettere Vero. informazioni, comunque ci rende il lavoro molto più semplice e ovviamente riusciamo anche a farlo meglio, Sì, perché siamo a conoscenza di sicuramente tutto. così. Quindi dicevamo, si Sì, deposita il brava. ricorso con la documentazione, poi ovviamente vabbè i certificati di residenza, però questa è tutta documentazione a cui pensa l'avvocato sostanzialmente, quindi problemi non ce ne sono. Si deposita, viene comunque fissata l'udienza, però l'udienza non sarà più come prima in presenza, ma sarà mediante il deposito di note scritte. Perfetto, Quindi si rinuncia nel ricorso a partecipare all'udienza fisica. perfetto. Il giorno dell'udienza si depositeranno delle note dove sostanzialmente ci si riporta al ricorso depositato Che nel e ricorso, Federica, ci sono già cos'è, gli accordi, ci son gli giusto? accordi, assolutamente sì, quelli che sono gli Cioè accordi del tipo, economici, se ci sono dei minori quanti giorni tiene quanti uno, giorni il devi Natale, il vederle, compleanno, le insomma il classico feste. Sì, accordo che però è consensuale, quindi non sono assolutamente sì. 2 richieste, giusto per fare per essere più terra a terra e per Sì, parlare in modo che la gente capisca. È un unico atto con il quale l'avvocato o i 2 avvocati differenti, sì, ma di comune accordo, devono scrivere sostanzialmente le stesse cose affinché il giudice si pronunci e dichiari assolutamente sì. E normalmente, giusto per dare un'idea di massima di quelli giusto, che sono gli accordi brava. standard, diciamo, tralasciando il lato economico che poi varia ovviamente da famiglia a famiglia,
però normalmente i figli vengono collocati presso uno dei 2 genitori, generalmente mi sento di dire la madre, La mamma, la soprattutto mamma è se la sono mamma, figli signora. piccoli, Più che altro, generalmente Fede, cos'è che può intaccare il mancato riconoscimento della mamma? Situazioni particolari della situazioni mamma? particolari della madre, se la madre non è in grado di Di far gestire un fronte? minore, se ha problematiche di salute piuttosto che Eccoci, ti fermo, Fede, che c'è una telefonata. Buonasera, con chi parlo e da dove chiama? Sì, buonasera, Buonasera. sono sempre Manzoni, siamo sempre delle Canarie. Quindi... No, non ho capito No, la niente, mia non ho domanda capito è, niente. No, eh? chi è da dove chiama? Mi chiamo Manzoni Sì. e chiamo dalle Canarie. Ah, perfetto, io mi ricordo ancora di lei. Vada, perché l'altra volta si sentiva male però, l'altra io non volta. sento niente. Vada. Allora, la mia domanda è, il magistrato, per essere magistrato, Sì, è andato all'università, ha preso la laurea in giurisprudenza, sì, direi di sì. giusto? Sì, Come l'ha preso lei, giusto? sì. La differenza tra lei e lui è che lui ha fatto il concorso, lei non l'ha fatto. Allora lui nel momento che ha vinto il concorso è diventato il padrone del mondo. No. Vabbè, ascolti, questa è una considerazione un po' particolare. Vabbè, ho capito cosa vuoi dire. Cercherò di rispondere le faccio Non avete capire. capito cosa voglio Sì, dire. certo, Questo sappiamo. qua diventa padrone del mondo perché ha vinto un concorso. È come andare a giocare a Guardi, non so se ci ha seguito l'altra volta, non so se ci ha seguito. Abbiamo avuto un intervento importantissimo da parte di un ex magistrato. Lei non ci ha seguito. È intervenuta la dottoressa Matone e ha spiegato tecnicamente la riforma della giustizia. La riforma della giustizia potrà migliorare ancora di più la qualifica della classe della magistratura. Adesso poi le rispondo su questa cosa, ok? La saluto. Ok. Salve. Allora, il telespettatore dice, ma il magistrato ha fatto un esame, sì, e diciamo che ha fatto una considerazione un po' forte sulla magistratura, sul potere che ha la magistratura. Allora, dovete sapere, ve lo spiego perché la gente non lo sa, il magistrato, oltre a essersi laureato in giurisprudenza, deve aver fatto un concorso, Sì. che è un bando pubblico, a differenza del nostro. L'esame d'avvocato non è un bando pubblico. Un bando si vince se indipendentemente se sei bravo o no, devi averlo superato. Quindi se ci sono, esempio, 200 posti da magistrato, non è detto che questi 200 posti vengono assegnati tutti, Certo. perché magari ci sono 1000 pretendenti, quei 1000 pretendenti hanno fatto un compito schifoso, tra virgolette, sono tutti bocciati. Quindi, Certo. mentre il nostro è diverso. E capita molto spesso, E capita tra molto l'altro. spesso. A volte capita che su 400 posti più o meno indetti per, diciamo così, a raggiungere il ruolo di magistrato, tutti non riescono neanche a coprire tutti. Quindi questa è la fondamentale differenza che c'è tra un esame e l'altro. L'esame è diverso perché è oggettivamente più difficile quello da magistrato, dobbiamo dirlo con molta sincerità e franchezza, perché copre praticamente tutte le materie giuridiche del nostro paese, mentre quello d'avvocato ha un atto penale, un atto, adesso è cambiato. Adesso è anche cambiato. Fede, com'è Adesso forse c'è un atto unico. C'è una prova unica adesso, sì, ed è il parere, sì, forse. forse sì. Okay. E le altre materie sono orali. Ah, ok. Brava, Mi sembra, sai. allora, prima erano 3 prove. Erano Noi 3 prove. siamo stati fregati. Erano 3 prove, adesso è una prova e c'è un'interrogazione orale Mi sembra, dove tu vai a discutere il parere, che invece prima era sì, scritto. cioè ti danno un caso, tu lo devi elaborare e lo discuti Ecco, oralmente. non so se mi quello da sembra. magistrato, invece quello da magistrato ci siano ancora 3 prove Ancora 3 scritte. prove scritte. È da verificare. Vabbè, al netto di quello, questa è la differenza fondamentale. Poi sul discorso, ovviamente il signore c'ha la sua idea. Noi abbiamo fatto una puntata, anche se questo programma, l'ho detto chiaramente, è un programma giuridico che non è che entra in merito in questioni un po' politiche, ma abbiamo voluto fare una puntata, andatela a risentire, perché è stato un intervento molto importante, non da parte dell'avvocato Leonardi, che è un povero avvocato di Milano, ma da parte di un ex magistrato, che è la dottoressa Matone, che è stata sostituto procuratore di Roma, che ha spiegato i benefici di questa riforma della giustizia. Quindi andatela a vedere, così sapete esattamente anche un po' il mio pensiero. Detto questo, andiamo avanti, parliamo ancora della separazione dei divorzi. Sì, quindi stavamo dicendo appunto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte. Brava. Quindi fortunatamente i coniugi non devono più venire fisicamente in tribunale, che poteva essere anche un motivo di disagio, perché insomma se la separazione crea sempre. Ti vedi ancora, no? Certo, Cioè, quindi il fatto di certo. essere, diciamo così, preclusa presenza, riesci a evitare, diciamo, piatti rotti? Sì. Ti è mai capitato, Fede? No, devo dire di no. Ecco, Le volte che mi è capitato comunque ho sempre avuto persone molto civili, Beh, quantomeno davanti al noi un giudice. paio di non niente di che, però un paio di screzi li avevamo avuti. Sì, no, qualche screzio l'abbiamo Sì. avuto, ma forse più coi colleghi che tra le parti, A volte sì, Devo dire che purtroppo a Allora, volte io devo dire anche una cosa, Federica. non sempre, in per generale, carità, non
vado un attimo sempre sul tema, un po' parlando in generale, che credo che il conflitto venga accentuato se 2 persone non Alimentato. alimentato, se poi Mh-mh. 2 persone non si parlano e non si vedono neanche, perché Sì. delle volte, così anche in ambito societario, io faccio molto anche contenzioso societario, cioè se i soci di una SRL si continuano a scannare giuridicamente, ma non si parlano mai, non si vedono mai nelle assemblee, cioè voglio dire, non credo che non si raggiungerà mai un punto d'incontro. A No. volte, inaspettatamente, Sì, quando ci si vede, come nei nostri casi delle volte, perché effettivamente il sì, rapporto è stato sempre dignitoso, sì, dignitoso, devo dire di sì. perché poi c'è anche delle volte di mezzo un figlio, insomma, e son Il più sempre delle volte ci genitori, son dei no, ba cioè sì. voglio dire, adesso, Quindi per il bene del figlio dovresti quantomeno sì, provare. no, Non è facile, mi rendo conto che in quelle non è situazioni fa comunque poi non è facile. soprattutto Fede, lo sai, dimmi un po', il periodo caldo è proprio appena all'inizio, È poi credo l'inizio. poi dopo Soprattutto quando uno rinfaccia all'altro. che è finito il matrimonio per colpa Sì, sua. sei stato tu che hai deciso, sei stato tu che mi hai lasciato, magari ci sono tradimenti che poi magari non sono stati neanche la causa del matrimonio, però inevitabilmente un tradimento crea comunque un dissidio, Tradimenti un che pro magari sono stati, non in caso specifico, in generale, dico a volte anche cioè erano consapevole la parte tradita che li aveva subiti certo, delle volte, perché certo. questa è la verità, signori, Purtroppo non a è che volte uno lo cioè sa. non siamo No, ipocriti, ci sono matrimoni che vanno avanti così, per la convenienza, convivenza, c'è un bambino che poi magari con la cresce, speranza che la situazione cambi, con che la possa speranza che la situazione rientrare, perché a volte uno ci ingenuamente prova, sì, anche se il mio parere è che se uno è un incallito giocatore d'azzardo, per fare un sì, esempio, o un incallito traditore seriale, dubito che, si cambi. converta Mh-mh. repentinamente in qualche anno e si decida a divenire il pastore, buon samaritano, nel senso che purtroppo è un vizio che Ahimè sì. è difficile, però ci si può provare. Ci si può provare. Il passaggio con i psicologi, Ah no, certo. cioè può essere un Sì, passaggio a livello proprio familiare un anche, sia passaggio personale che di famiglia, però non sempre, e purtroppo l'abbiamo visto anche nel no, caso che stiamo seguendo no. noi, purtroppo non sempre, Devo dire che in anzi. questo caso l'avvocato Vianello sembra tanto, ma poi anche lei è una iena, perché adesso la vedete così, ma adesso sembra tanto che no, ma Nego tutto. no, a parte tutto, però la funzione di un buon avvocato secondo me, non so se Federica è d'accordo, in questa fase dove c'è una separazione è, a volte togliere un attimo il cappello da avvocato e a volte assumere anche un po', non dico uno da psicologo, che non sono psicologo, però, Beh però, insomma, un po' di tatto ci vuole. soprattutto in materia di famiglia secondo Uhm, me, forse più il tatto quando della parte c'è giuridica. molto sì, Mh-mh. quando c'è il bambino, quando Sì. c'è un minore, quando c'è il problema correlato al minore, ragazzi, molte Ma volte anche la cioè scelta di separarsi a volte non è facile, no. quindi avere qualcuno che ti supporti, che ti dica: "Stai facendo la scelta giusta", anche quello fa tanto. L'altro giorno, anzi poco fa, anzi oggi, voglio svelare questo aneddoto. Sono andato dal dentista a fare la pulizia e c'era una persona che mi ha parlato del fatto che ho conosciuto lì, senza entrare nello specifico, il fatto che i genitori si stanno separando dopo 40 anni. Mamma mia. E lei giustamente m'ha detto una cosa, non è un avvocato, me l'ha detta quasi che fosse un avvocato, m'ha detto: "Guarda Massimo che è più traumatico secondo me, in questa situazione piuttosto che Quando sei subirla quando piccolino. sei piccolina." È M'ha vero, detto anche questa cosa secondo che me. mi ha lasciato, perplessa sta co però È è vera. vero, secondo me è vero, perché i bambini piccoli comunque si adattano molto più Ah, facilmente dell'adulto. e tu Hanno dici: "I una genitori capacità. li hai sempre visti così, 'na vita?" Cioè Dopo 40 anni, 40 anni 35, vuol dire che i genitori avranno cioè 60, una sessantina sessantina d'anni più o d'anni e tu di meno. botto, quasi come Mh-mh. fosse una Mh-mh. fulmine a ciel sereno, ma sai quanti ce ne sono adesso? Sì. Qui Tanti, cioè, quindi questa cosa mi ha fatto riflettere, ma è vera. è vero. Quindi il trauma Mh-mh. che si subisce non è solo del minore, ma anche No. di un adulto. Sì. Cioè, perché comunque i genitori sono i genitori. Vederli finire in una storia che comunque uno si immagina che sia Quel genitore, figurati. Anche capito? perché dici sei arrivato a 60 anni. L'hai Brava, sopportato per vai magari avanti an 40 anni a questo punto. però anche lì Però non è son tanti che ti dicono: "Basta". Cioè, ho cresciuto i figli, cioè li ho resi economicamente sufficienti, lo sono anche io, perché soffrire? poi Perché non è sicuramente Fede, facile. anche il discorso secondo me, di quello che è la pubblica opinione, cioè i fatti Ah adesso vengono certo. portati alla pubblica opinione con una velocità molto più repentina rispetto a prima. Cioè Mh-mh. prima sto parlando anche dei fatti di pubblica opinione, Sì, sì. separazione dei calciatori, Ah cioè certo, sono prima non all'ordine del avevano giorno. questa ridondanza e quindi, cioè voglio dire, il cittadino non aveva idea di cosa, sempre con riferimento a soldi, perché poi Certo. signori, cioè non siamo Si banali. riduce a quello. Sì. Il più delle volte si riduce Non a quello, vogliamo ahimè. essere persone che però purtroppo è la verità, cioè è inutile girarci intorno. E quindi questo effetto,
volano, secondo me è stato accentuato anche da Mh-mh. questa pubblica opinione Sì. che oramai è fortissima. Comunque la separazione è ancora vista come un fallimento. Sì, Purtroppo sì. esatto. Poi per carità, a volte magari lo Ma è, a secondo volte te è un fallimento? Sento un po' Marzullo adesso. Secondo te, Federica, è un fallimento oppure no? No. Allora, Cosa pensi? io penso che se se i genitori ci provano, i coniugi ci provano, fanno di tutto per, a un certo punto si rendono conto che non sono più in grado di stare insieme, non ha neanche senso soffrire loro 2 e magari far soffrire un figlio, Brava, perché il questo bambino i figli capiscono tutto. è questo l'aspetto fondamentale. È Cioè, il a volte minore. uno dice: "Non mi separo per mio figlio", ma non è detto che il figlio stia peggio in casa con 2 genitori che litigano, che discutono, che non sanno neanche decidere se far la pasta al sugo o la pasta al pesto, e anche quella è una discussione, Che perché quando accettano arrivi tradimenti che reciprochi. accettano tradimenti perché dicono: "Devo comunque tutelare mio figlio", non è detto che un figlio venga Perché tutelato. poi, Federica, secondo me, cioè la memoria di un bambino, e questo posso anche ciascuno di noi può Mh. pensarci, certi episodi io me li ricordo anche se sono passati 40 anni Ah fa. beh, certo, 40 anni, io ne ho 45, ma anche quando avevo 3 o 4 anni, son 2 o 3 episodi che ho fissi qua, che soprattutto sono quelli quelli dei negativi. traumi. Certo. E quindi quando Mh-mh. subisce un trauma, sono balle il fatto che il bambino non capisce più di noi, quello che dici tu prima. Guarda, io rido con Eh, mio eh, marito. eh, eh. Io ho una bambina piccolina, quando io e mio marito litighiamo, perché capita come in tutte le Tu hai famiglie. l'avvocato Viallo sembra, ma, anche lei c'ha il suo carattere. No, A parte che certo. adesso del cancro come me, quindi Quindi vabbè, è un vabbè. segno ovviamente superiore alla E media, ma abbiamo su sempre questo ragione su questo, tendenzialmente, però cioè voglio vabbè. dire, mi spiace per dire è in linea, ma abbiamo questa dote che Che ci viene riconosciuta, pubblicamente riconosciuta. dagli astri, Certo. Comunque mia figlia quando litighiamo mi dice: "Mamma non lasciatevi." vedi? È la prima Vedi? cosa che mi dice. Addirittura. Sì. E i litigi sono cioè Lei normali in una Federica famiglia. sa che lavoro fai tua Sì. figlia? Cioè cioè secondo te riesci a No, percepirlo lei oppure sa che la mamma aiuta le persone che hanno dei problemi, ma che anche devono nello specifico che tu ti occupi di separazione e divorzi, lo no, sa? no, Non le no, ha mai no, no, detto, no, no, non quello. lo sa, non lo sa. Però magari ha Sì, sì. sentito parlare di qualcuno che si è Poi separato, perché penso a comunque scuola magari a che ha detto scuola che lavoro fa tanti la genitori mamma. no, ma anche tanti, genitori di compagni separati, ma anche nel nostro piccolo amici che si sono separati comunque ci sono, tra l'altro seguiti anche da me, Ecco, forse il ahimè. primo trauma potrebbe essere anche quello, Fede, magari quando vai a scuola e parli del fatto che i genitori sono Ah separati, certo, il primo che mi viene in certo. mente, no, adesso magari ce ne Sì, son sì. talmente tanti che Adesso prima ce era ne sono tanti, per carità, è più forse la normalità avere il genitore separato ahimè sì. della famiglia che sta insieme. Però sai, un bambino comunque queste cose le sente, le elabora, e quindi vede il genitore litigare, il primo pensiero è: "Non vi separate." No, no. E lo Il che dice, eh? sì, Lo sì, dice. lo dice, lo dice. E Eh, ovviamente difende la mamma, ovviamente. giustamente. Ecco vedi, torniamo poi dopo tra poco abbiamo la La pausa. pausa, Ecco sì. dicevo l'atto quindi, di queste note scritte, ritorniamo un attimo al Sì. procedimento a grandi linee. Note Quindi si scritte, de il giudice decide Un poi, giudice decide, quindi i tempi sono anche molto più veloci rispetto a prima, perché ovviamente non dovendo incastrare magari 20 udienze al giorno, giusto. riesce a farlo ovviamente dal computer Ecco, da Fede, su l'omologa è quasi automatica dell'accordo da parte del giudice, a meno che ci a siano meno che ci cose siano delle condizioni che se veramente si è sbagliato magari cioè si sono sbagliati a scrivere magari, cioè voglio no, dire o tipo ma esclusione di un minore da esclus parte dei 2. sì, oppure che non c'è previsto un diritto di visita per uno Casa dei 2 coniugale non genitori. c'è Casa o coniugale dipende, perché poi non sempre c'è. vero, Allora, vero, diciamo vero, che tendenzialmente la casa coniugale segue il minore, quindi sì, segue il sì, collocamento del sì, minore. sì, Quindi se il minore è collocato presso la madre, la casa coniugale segue ovviamente il minore e la madre. Se il minore è collocato presso il padre, la casa segue il padre. Quindi è tutto comunque connesso tutto al connesso. benessere del minore e alla tutela del minore. Ovviamente se non viene previsto all'interno dell'accordo il collocamento del minore, oppure dell'assegnazione della casa, oppure viene previsto un assegno di mantenimento molto basso, ovviamente anche in quel Certo, caso il giudice può intervenire e può non omologare. Ti devo anche dire che se ci sono 2 avvocati che parlano tra di loro è anche certo, difficile che certo, venga messo nero su bianco un accordo che sia proprio che non tuteli il minore, però per carità, può anche assolutamente. capitare quello. Ecco Fede, e poi, fatto quello l'accordo è Basta, poi ce l'omologa. omologa. Bisogna Quindi depositarla in comune? fanno tutto loro, Ecco esatto, questo è sì. sempre quello che mi dimentico io. Quindi dopo 6 mesi dalla pubblicazione dell'omologa si può richiedere il divorzio. Quindi il giudice cosa fa? Fissa direttamente dopo 6 mesi un'altra udienza. In quell'udienza bisognerà depositare il certificato di stato di famiglia Ah brava, aggiornato, sì brava. quindi con l'annotazione La della postilla separazione, diciamo? sì. E poi anche lì, all'altra udienza che viene fissata, sempre a deposito di note scritte, si chiede la confe Uguale? Ah uguale, uguale, non cambia si chiede niente. la conferma I degli tempi mi accordi. ricordi i tempi tra uno e 6 l'altro? mesi, 6 mesi. 6 mesi, perché devono passare 6 mesi. 6 mesi. Decorsi 6 mesi viene il giudice già fissa, quindi con l'omologa già fissa Ah già l sì,
vedi, vedi. Già fissa l'altra Prima questa udienza. procedura non era così. No, prima devi fare 2 2 procedure procedure separate. diverse. Ripeto, non tutti i casi secondo me possono andar bene per questa procedura, Mh. perché ci sono i casi in cui Poi magari magari già lo diremo dopo la lo pubblicità, diciamo lo dopo, diciamo alla okay. pubblicità. Questo più o meno è la sintesi. Adesso nella seconda parte facciamo un piano di lavoro, a parte le telefonate che vi ricordiamo di farle al numero, vi do ancora il numero, a parte che lo vedete in sovraimpressione, però è 0292947222. Voglio altre telefonate dopo, perché sennò facciamo lo sciopero, qua chiudiamo la trasmissione prima, sciopero generale, chiamo il direttore e diciamo che non andiamo più in onda. Dovete chiamarci assolutamente, vogliamo 2 telefonate, a parte gli scherzi, ci fa piacere, e ci aiutate anche ad affrontare dei temi che sono sicuramente di interesse pubblico. Parleremo, della procedura, adesso abbiamo parlato della procedura consensuale, parleremo invece, ahimè, di quella non consensuale, delle differenze, più o meno diremo un po' di costi, ma spannometricamente di cosa può costare un divorzio, una separazione, le tempistiche che sono ovviamente molto più lunghe in caso di separazione non consensuale, si parla di anni, questo è e lo diremo dopo sulla base sempre della nostra esperienza professionale. E adesso credo che c'è un jingle, una pubblicità e torniamo fra un minutino, siamo ancora qua. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci, siamo ritornati in onda, un piccolo stacco pubblicitario. Vi ridò ancora un po' i contatti per chi si è messo in collegamento adesso: 0292947222 per chiamarci in diretta, oppure il numero WhatsApp 340 670 9659. Nella prima parte abbiamo parlato, cioè il tema di oggi è separazione e divorzi, abbiamo parlato anche dei rapporti familiari, dei minori, di quando la separazione può essere fatta in modo consensuale, che è quello che è l'auspicio, ma che a volte non si verifica, ahimè. Adesso in questa seconda parte parleremo della separazione non consensuale, ovvero quella giudiziale, dove chiaramente entrano più in gioco i legali e dove bisogna sempre, prima di partire, prepararsi al peggio. Ma questa è la verità, perché un buon avvocato vi deve dire che prima di partire non è che vai a fare una scampagnata, dice oggi vado a fare un giro a Milano. No, è una battaglia dolorosa, ovviamente, dove non si fanno sconti, perché bisogna anche dirlo francamente, cioè se si affronta questo percorso non puoi dire durante il percorso ah no, però non volevo. Bisogna essere decisi, bisogna essere determinati, bisogna far valere le nostre ragioni, ovviamente le valide ragioni. Okay? Certo. Questo è quello che noi professiamo quando affrontiamo questi tipi di cause. A te la parola, Federica, per spiegarci un po' la differenza fondamentale tra la giudiziale e quella chiaramente consensuale. Allora, tanto la consensuale, come dicevamo, ha dei tempi molto più brevi, perché indipendentemente dalla possibilità di fare il doppio rito, quindi separazione e divorzio, anche volendo fare il rito singolo, quindi prima chiedere Certo. la separazione e poi chiedere il divorzio, forse la parte più lunga è proprio trovare l'accordo, perché una volta che l'accordo si trova, dal deposito all'omologa circa 3-4 mesi, Veloce. 6 mesi diciamo i più lunghi, però io personalmente di così lunghi non ne ho visti.
anche perché come dicevamo togliendo l'udienza fisica e quindi facendo trattazione scritta è molto più veloce anche per il magistrato, quindi ovviamente in una giornata riesce a farne molti di più. Tutto. Quella non consensuale, quindi quella giudiziale. E una domanda subito iniziale, Fede, Sì. come parte? Cioè c'è una diffida che viene, cioè vuoi far capire alla gente come parte questo percorso, no? Cioè prima c'è una contestazione, come ci si deve muovere Allora, innanzitutto? diciamo Direi che che, secondo me la prima comunicazione è comunque una comunicazione interlocutoria, nel senso che la parte va dall'avvocato, l'avvocato scrive al coniuge dicendo che si è rivolta a lei il signor tal dei tali, che vuole procedere con la separazione e si fa ovviamente un primo tentativo per dire di prendere contatti per trovare una soluzione bonaria. è sempre quello il primo tentativo, Si non parte cambia, così, non cambia. sempre che i coniugi, cioè sempre che si sappia già che sarà impossibile, però ti dico io tendenzialmente L'abbiamo sempre l'abbiamo fatto anche sempre noi. fatto, Ci ma sta ed è anche quella giusto. che stiamo seguendo adesso, comunque noi quantomeno un tentativo di trovare un accordo l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto anche Sì. oltre, anche durante. Reiterato, Sì, reiterato. perché comunque uno ci prova, perché come Ma dicevi tu esatto, brava è Fede, lungo, scusa ti ho interrotto. è doloroso, quindi se si riesce a trovare un accordo, certo è E che poi a non sempre. volte ci si può anche rendere conto, può capitare che durante la procedura una delle 2 parti dice: "Va bene, ascoltami dai, va bene, Basta. riconosco Sì, sì, sì. magari non al 100% quello che vuoi", anche lì c'è un margine ancora di trattativa, perché il procedimento si può Certo. chiedere la sospensione, magari per un periodo, no, No, dove certo, si può chiedere un ci rinvio viene per una chiesta sempre questa trattativa. cioè i giudici sono contenti quando gli dici che probabilmente Anzi, quindi ma diciamo che molto spesso, ed è quello che è capitato anche a noi, è stato lo stesso giudice a tentare la conciliazione e addirittura fare anche una proposta conciliativa, me la che ricordo, poi me la ricordo. purtroppo nel nostro caso noi avevamo accettato, controparte no, e quindi ovviamente siamo stati costretti ad andare avanti. Però diciamo che Vero. spesso e volentieri è proprio il giudice il primo, cioè il primo è l'avvocato che tenta di trovare un Se accordo. dall'altra parte non c'è E se trippa dall'altra per parte non c'è gatti, trippa per gatti, ovviamente si deve necessariamente iniziare una procedura giudiziale, che comunque inizia con un ricorso, tanto quanto quella consensuale, ovviamente un ricorso molto diverso, perché in quel ricorso bisogna far valere, come giustamente dicevi tu, cambia lo scenario. cambia lo scenario e purtroppo si dice tutto, cioè si dicono anche cose che magari i coniugi preferirebbero non vedere. Tutto, anche cosa? Anche intercettazioni produzione Produzioni documentale di scambio di documentali, corrispondenza, di certo, tutto e di messaggi più. WhatsApp, Fotografie, fotografie, addirittura indagini, perché indagini, comunque se uno bravissima. ha il sospetto che ci possa esserci un tradimento piuttosto che, però non ne ha le prove, ovviamente può incaricare un investigatore privato che fa delle indagini È e quelle. importante, diciamo sempre, Federica, la tempestività però nel farle, no, Certo, queste indagini, sì, sì, perché certamente farle sì. nel momento in cui si teme, perché se tu le fai, dopo, Dopo, sappiamo quando bene che hanno magari una è valenza completamente diverso, diversa. Quindi certo. Se la e storia e è già quelle sono finita, sì costose anche quelle, insomma purtroppo sì, è una cosa che insomma quindi anche lì, affidatevi a è un professionisti che sì. in modo cautelativo vi Mh-mh. dicono quando vale la pena farle, perché Sai cos'è il problema? Che magari all'inizio quando sei nel pieno di non ci pensi. Non pensi a: "Forse è meglio se mi tutelo." Ci pensi magari vero, dopo e vero. poi vabbè, Però e poi dipende dal poi sulla dopo. Fede c'è anche molta confusione, lo vediamo sempre, di incertezza anche che la gente non sa se per esempio può filmare, cioè si può fare tutto signori, basta che ci sia ovviamente una riservatezza poi nella trasmissione del video, non lo dovete mettere in internet, lo dovete Certo. tenere per voi. Ma la regola aurea è che vale qualsiasi tipo di intercettazione, ovviamente quando tu sei presente, sei parte di Certo, sei essa, parte assolutamente, chiaramente. anche Stiam una parlando registrazione telefonica, esatto, stiam parlando assolutamente. di rapporti interpersonali tra coniugi, no, dove tu sei una parte. Ovviamente tu puoi fare tutto, intercettare, mettere un investigatore, una spia, per far provare le proprie ragioni in fase di separazione. Chiaramente non devono essere divulgate a terzi, c'è la Beh privacy, certo, ma ovvio. va da sé, ma, dovete essere molto, chiari su questo nella vostra mente, ecco, non abbiate paura, tutto quello che si può dovete farlo. Testimoni ovviamente, Testimoni, amici, conoscenti, testimoni persone che hanno conoscenti, i testimoni sono assistito. fondamentali, quasi Mh-mh. sempre sono quelli che poi determinano a Sì, volte, no, giusto, assolutamente sì. l'addebito, la separazione, perché, ricordiamoci che l'addebito, lo dirai tu Lo adesso, diremo sì. va approvato. Va provato, certo, assolutamente sì, anche perché sappiamo benissimo che non è un tradimento No, che determina no. l'addebito o meno, ovviamente devono essere una serie di concause, diversi tradimenti reiterati nel Che tempo, hanno causato la che hanno fine, causato, esatto, cioè il problema è esatto. quello, perché se i coniugi si tradiscono quando il matrimonio è già di Come il fatto finito, 90% dei casi in sì, cui comincia la fase di separazione è e già quindi quando il certo, certo. Però insomma è comunque difficile da provare un addebito, è il To motivo per tornando cui su casi mediatici, no, Totti e Blasi stanno ancora lì a decidere, chi è stato quello che ha determinato la fine del matrimonio tra i 2.
perché una dice che l'ha tradito in data tot, adesso non mi ricordo esattamente, ma Sì. più o meno è così. Cioè uno dice ti ho tradito in data 1° ottobre e l'altro però dice io t'ho tradito prima, dimostramelo. Non è così semplice. No. Allora, cito il testimone che ti ha tradito, la controparte ha citato il Ah, presunto, il presunto no, quello che ha quello tradito, che ha tradito. quella con cui ha Quello tradito, per capire il lasso di tempo che ha anticipato. Cioè sono tutte cose molto delicate, quindi capite che insomma Sì, diciamo che queste cose valgono molto di più secondo me quando ci sono dei patrimoni, perché ovviamente quando c'è il patrimonio e quindi gli interessi in gioco sono molto più alti, ci sono però anche le è vero Fede, disponibilità. però lo sai anche tu che è anche una questione poi di dispetto a volte, quel discorso che Ah facciamo prima, certo, assolutamente perché, sì. come abbiamo detto sono le coppie mature che a un certo momento però son quelle che per principio vanno avanti. Vogliono andare avanti. No, lo sai, no, Sì, quelli che tu dici: "Ma più che perché? Voglio dire, cioè hai tutto, non hai la avrebbe felicità, senso, i sì. soldi." No, vanno avanti. Vi ricordate la battaglia sugli orologi, no? E lì ci fu un provvedimento particolare, non so se l'avevi letto. No, non me Il lo giudice ha ricordo. deciso che dovranno disporne in parti uguali. Cioè, per farvi Vabbè. capire anche la pronuncia che mi ha lasciato veramente perplesso. Cioè, del tipo, ci sono 20 Rolex, 20 orologi, non li do solo a uno. Sì, Tutti e 2, non so possono come, utilizzare 6 mesi uno, 6 nessuno è il mesi l'altro. proprietario. Però per dire, cioè anche lì vedete a volte che le pronunce sono, questa è la prima volta che la sento una roba del genere. Varie ed Cioè, eventuali, esatto. sì. Sì, 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 Perché sì. probabilmente anche lì, però immaginiamoci del giudice che doveva decidere. Allora, è un regalo o non è un regalo? Certo. Cioè, Chi ti ho l'ha fatto un regalo o non ti ho fatto un regalo? L'hai preso coi soldi tuoi? le Immaginiamo questi patrimoni, Sì, sì, cioè certo. dove, cioè non immaginiamo di Leonardi, della Vianelli, No, ma sono dei flussi neanche i di nostri denaro clienti. ingenti, difficile correlare, Sì, e quindi a volte una decisione può molto essere complessa, molto sì. complessa e questo ne è un esempio di questa cosa. Non mi ricordo più cosa stavamo dicendo, della Dei dei testimoni. testimoni, insomma, che comunque in una separazione purtroppo, come dicevi tu prima, entrano in gioco anche dei fattori umani, perché comunque anche rivivere il matrimonio, rivivere i tradimenti, perché ovviamente nelle udienze si parla anche di questo, negli Assolutamente. atti si ripercorrono i fatti che hanno portato alla Ci si separazione. fa male, ci si Ci fa si fa male, male, ci si fa purtroppo ci si fa male. male. Emotivamente ovviamente. E di lì torna in gioco anche quello che dicevi tu, che Sì. spesso l'avvocato è anche uno Eh. psicologo, perché comunque supportare il cliente che deve rileggere l'atto, perché comunque è importante che anche il Sì, cliente prenda parte alla sì. redazione dell'atto. Allora noi dobbiamo dirlo, cioè non è che diamo i numeri WhatsApp, però purtroppo, o anche per fortuna, vabbè, Federica Vianelli è molto buona anche lei. Anch'io son però insomma a volte 'sto WhatsApp viene un po', usato un po' troppo Mh-mh. abusivamente dal Sì, cliente. sì, certo. Perché immaginate, cioè se io dovessi ricevere tutti i miei clienti WhatsApp, a me viene un ictus, mi si paralizza una mano, muoio giovane, probabilmente morirò giovane anche adesso, non lo so, però cioè immaginate un povero avvocato come fa a star dietro, però oggettivamente in queste pratiche dove c'è un aspetto emotivo, a volte, cioè noi cerchiamo, anche Federica, di rispondere, perché capiamo che il momento è particolarmente delicato. Particolare, sì. Lo sconforto, non ce la faccio, quante volte, no? Ma non ce la faccio, non ce la faccio andare Sono avanti, non ce la stanco, faccio, sono non voglio andare stanca, e avanti. c'è il minore, e cosa cioè, ragazzi, purtroppo vi ho detto, prima di partire bisogna fare, e un buon professionista lo deve fare, una bella catechesi di quelli che sono i comandamenti per incominciare, Sì, così che voi prima di partire sapete già, perché poi dopo durante non potete dire: "Ah, ma io non sapevo che veniva chiamato il no, no, cioè certo. okay? Devi sapere tutto. C'è il minore, vieni anche sentito il minore? Delle volte sì, Federica, Possibile. sul Cercano di minore no, allora, diciamo che cercano di Mh. evitare il più possibile Mh-mh. proprio sempre per la Sì, questione della sì, tutela del minore, sì. però è capitato, perché comunque ci sono soprattutto minori, ovviamente dai 14 anni, si cerca di evitare il minore sotto i Però se 14, però effettivamente potrebbe essere anche quello un elemento per decidere, potrebbero certo. sentirlo, anche lì. Ovviamente con tutte le tutele del caso, C'è lo ovviamente con psicologo? lo Cioè a qua volte può viene da esserci anche lo psicologo? psicologo, sì, Certo. però ovviamente non è come sentire un testimone o come sentire una parte adulta. Perché poi dovete sapere signori che A me quando si va poi sul banco degli imputati scusa, sulla banca dei testimoni in questo caso, ma in generale sul banco di un tribunale, poi dovete dire la verità. Perché dovete sapere che tante persone fanno gli splendidi, no: "Ah, ma poi però per esperienza professionale, perché noi i testi li vediamo sempre prima, vanno anche lì indirizzati. Guarda che tu devi dici la verità e un buon certo, giudice ma lo capisce ti fa subito, cadere certo. immediatamente. Beh, Se tu c'è non sei capitato di recente, di c'è capitato recentissimo. recente. Mh-mh. Poi son problemi poi, a parte che il discorso falsa testimonianza, tutto questo Sì, sì, discorso sì. qua che vabbè, in casi estremi, perché poi è difficile, però, cioè è un danno enorme che fate a voi stessi, che andate, e sia alla persona Alla a cui persona che volete magari certo, fare un magari favore, aiutare, cioè la certo. state distruggendo.
Quindi deve emergere la verità. La verità deve emergere e i testi devono servire a quello, se no è meglio che stiano a casa. Assolutamente sì. Okay. Sono pienamente d'accordo con te, però purtroppo molto spesso non è così. No. Si vede il test che viene preparato, che viene istruito, Imbeccato, imbeccato, che arriva in udienza con la storiellina da raccontare e basta un paio di domande, perché ripeto, Scusate, ma anche lì, no, perché abbiamo avuto, ti piace fare qualche esempio concreto, ma come fa un test a distanza di 4 anni ricordarsi cosa ha mangiato quel giorno in quel ristorante? Che tipo di cosa ha esattamente. fatto in vacanza, se ha giocato a freccette o se ha giocato a biliardo. Ma io non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri, ma di cosa stiamo parlando? Ma scusate, anche lì, cioè il giudice è un giudice, Ma ha certo. una capacità che è superiore a noi, perché vede migliaia di cause del genere. Capisce prima ancora che noi siamo seduti come sta andando e capisce e vi fa cadere con domande che lecite, ma che aggirano magari la domanda principale e che ti fanno tornare dove vuole Ma lui. certo. Quindi come dice Federica correttamente, le imbeccate, il voler sparare le cose a memoria? No. No. Si capisce subito. Esatto. Per esempio sui tradimenti. L'hai visto al ristorante, sì o no? E non mi ricordo. Come non ti ricordi? Se l'hai detto che l'hai visto, ti ricordi. Cioè, L'hai visto. Poi magari non puoi non ricordarti cosa ho il mangiato a caso cena? specifico. Però se l'hai visto anche in compagnia di una donna, puoi non conoscere la donna o di un uomo, perché ovviamente vale per tutti e Certo. due. Però Lì se è inizialmente difficile. avevi detto che era lui, non può andare poi là e dire che non era lui, perché allora vuol dire che hai mentito. Ma certo. Quindi questo per farvi capire un po' quanto è complesso anche per noi a volte preparare queste difese, no? È chiaro che deve essere una collaborazione da parte di tutti. Cioè, Sì, anche perché comunque le domande le fa l'avvocato, quindi il cliente in primis deve fornire una ricostruzione dei fatti corretta, perché poi se la domanda viene formulata male perché ab origine è sbagliata la ricostruzione del fatto, poi comunque chi ci smena è il cliente, il problema è quello. e scusa Federica, i testi più o meno in che fase del procedimento vengono chiamati? Nella Più o meno. fase quella che si definisce fase istruttoria, quindi c'è una prima fase, quindi quella del ricorso introduttivo, dove chi vuole chiedere la separazione ovviamente dirà i motivi, tutte quelle che sono le sue difese. Controparte si costituisce e a sua volta si difende, poi a quel punto ovviamente vengono richieste tutte le prove istruttorie che possono essere appunto prove documentali, testimoni, consulenze, perché è possibile che vengano anche richieste delle CTU per magari patrimoniali, su patrimoniali. dei quadri, non so, magari Certo, per il valore, valore di di determinati beni, del beni. immobili, E sempre. queste Federica, scusa, queste udienze vengono fatte fisicamente però, Queste giusto? udienze vengono fatte Al fisicamente, contrario sì. dell'altra dove Sì, effettivamente, cioè, c'è una presenza chiaramente fisica delle parti, quindi necessariamente sì. Diciamo che le giudiziali sono tendenzialmente al 90% in presenza, può esserci qualche udienza, precisazione di conclusioni, quindi le udienze più piccole più che vengono piccoline, fatte con trattazione scritta, però diciamo che mediamente son tutte fatte in presenza. certo. E spesso e volentieri viene anche la parte, perché è fondamentale che sia presente Noi anche li facciamo banalme venire, sì, no? ma anche banalmente per sentire i testimoni, se comunque il cliente lì mi precisa qualcosa, mi dice: "Guarda, È possiamo di fare grande questa aiuto, sì. esatto. Ovviamente se è il cliente in grado di sostenere quell'udienza, perché se il cliente già di suo fisicamente e È una mentalmente non proposta, giusto? Ovviamente sì. non è No, obbligato a assolutamente no. partecipare, ma potrebbe essere un fattore Può essere sempre utile, sì. vincente nel ecco vedi, ecco più o meno diamo un po' una tempistica, la separazione quanto Allora, può più durare, quella difficile, giudiziaria, mediamente difficile questa domanda dai però. 2, 3 anni, 2 o 3 anni, esatto. mediamente. Poi dipende quanti testimoni bisogna sentire, perché poi magari ci sono, come si dice, separazioni che sono meramente documentali, non bisogna sentire testi, difficile. Difficile. E quindi ovviamente sono anche molto più veloci. Però il tempo Comunque un paio d'anni tutti, è sì. rilevante. Cioè, questo farvi capire anche, cioè, voglio dire, la Spingere complessità, no? alle Sì, consensuali. insomma 2 o No. 3 anni di vita Sì, non sono pochi, e poi con distanze di udienze che vengono fissate da 4, 5 mesi in poi, cioè, tranquillamente. quindi passano le estati, passano gli inverni, sei ancora lì, costi, e poi c'è la fase Pensiero. dell'eventuale appello, Fede? Com'è che funziona lì? Ricordami un po' le Sì, impugnazioni. dopo si Dopo. può sì, si può Noi abbiamo ottenuto un procedimento di impugnazione perché cos'era quella c'avevano ecco, reclamato il sì, reclamo un anche, reclamo sia verso un provvedimento del giudice per il il mantenimento. mantenimento, Che sì, quello un può essere provvedimento fatto, giusto? provvisorio si può essere reclamato e in quel caso ovviamente decide, la corte di appello, Certo. ovviamente, e in quel Cioè caso è un noi procedimento che si interseca dentro il procedimento all'interno del procedimento principale, quindi relativamente a quel provvedimento eh provvisorio, sì, perché in perché quel quello caso provvisorio è prima, giusto Fede? prima Spieghiamolo della cos'è sì, il provvisorio. sì, sostanzialmente in prima udienza il giudice
visto che comunque, come dicevamo, sono procedimenti lunghi, possono passare anche anni, ovviamente il minore deve essere mantenuto. Certo. Quindi in quel caso il giudice dà un provvedimento che è provvisorio perché è in attesa del provvedimento definitivo, e in quel provvedimento dispone quello Avete che è il capito quindi? Cioè mantenimento. anche se la causa, perché non è facile capire, anche se la causa dura 3 anni, voi potete già ottenere prima, Prima, qualche subito. mese, subito, anche un provvedimento immediato, chiamiamolo così per farvi capire, del giudice che dice: allora il coniuge A deve versare al coniuge B 1.000 euro per il mantenimento. È chiaro che il mantenimento verrà erogato al coniuge che già si presume abbia subito un determinato, Certo, diciamo così, danno, no, da questa separazione. Ecco, quindi in questo caso avete già un provvisoriamente primo, questa sì, somma, che è un che è beneficio, un no? beneficio sicuramente. Che poi Poi potrà essere confermata, anche aumentata? modificata, aumentata, diminuita, lì poi Aumentata. dipende da quello che è l'iter del giudizio, dalla famosa istruttoria che dicevamo, quindi le prove, i testimoni, le prove documentali, perché ovviamente anche all'interno di una separazione, ancor di più in una separazione giudiziale, ovviamente i documenti reddituali sono fondamentali per dimostrare qual è il coniuge che ha una maggiore capacità economica Mh, e che quindi deve andare a aiutare, vabbè, tralasciando i figli che comunque hanno sempre un diritto al mantenimento, però ci sono casi in cui è anche la moglie ad certo. avere un diritto al Beh, a volte mantenimento. poi adesso a volte sono anche le donne che guadagnano più degli uomini, Sì, per sì, dire. certo. Cioè Certo, è certo. tutta una va analizzato bene. Poi ci sono casi in cui magari, come spesso a volte accade, la donna lavora nell'azienda del marito, delle volte, no, cioè tu Sì, sei dipendente, allora lì è ancora più difficile perché, io lavoravo per te, ma non è un'azienda familiare, insomma è complesso, è ecco, è complesso. molto complesso. E Quindi poi ci sono anche i casi in cui di molte donne che scelgono per gestire la famiglia o di non lavorare proprio, oppure, è capitato a una collega di avere una cliente che aveva deciso di fare un part-time mh, per poter stare dietro ai figli. mh, Ovviamente quando dopo anni, anche in quel caso lì, dopo quasi 30 anni di matrimonio, si è separata dai figli, ovviamente le è stato riconosciuto un mantenimento anche a lei per la beh. scelta che ha fatto nell'arco Brava, della questo è f sì, importante. C'è stata anche del una matri sentenza che ha detto, cioè il mantenimento va anche tenuto in considerazione delle scelte che tu hai voluto fare per la certo, per famiglia. la famiglia. In quel caso concordemente avevano Perché deciso io che la ho moglie sacrificato il mio lavoro sì, per te sì. e tu mi hai tradito e io voglio essere, Ma anche se non mi hai no, dico tradito, a maggior anche sì, sì, ragione, a per dire, cioè maggior avessi ragione se avuto mi anche un certo, tradimento sarebbe certo. un addebito Sì, clamoroso, perché allora ma diventa, anche in ma ipotesi di anche in ipotesi di separazione separazione consensuale consensuale. comunque viene prevista una quota di mantenimento per la moglie per i sacrifici che comunque ha sacrifici concordati, perché poi Certo. sono concordati, Che però possono essere ovviamente quantificati anche, perché poi banalmente un conteggio si può fare, certo, no, basta basta vedere quanto guadagnavi quanto prima, guadagnavi fai prima, una proiezione di quanto quelle. avresti potuto Noi guadagnare l'abbiamo se invece fatta in un ave caso, percepivo uno stipendio che non c'è più e lo devi moltiplicare per tot anni. certo. Quindi, quello è. Questo è Assolutamente molto sì. interessante, Sì, 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 questo sì. E ovviamente son tutte considerazioni specifiche che poi va visto caso per caso, va analizzato caso per caso. Diciamo che la separazione giudiziale rispetto alla consensuale è molto più Qui complessa. Fede ho in mano un documento che vorrei che, Sì, condividessi, perché abbiamo, poco fa stampato, a parte che è in dimmi. bianco e nero, però no, vai, no, cos'è Allora, no no, scusami, la sono 2. produzione, Prima io una parlerei vaga quella sì, questione di WhatsApp che è molto sì, carina. adesso parliamo di WhatsApp. Sì, che è una cosa ovviamente molto nuova Nota perché dolente. sì, ahimè nota dolente, però ci sono dei primi State tribunali attenti a usare WhatsApp, non fate cioè adesso, che si stanno aprendo anche i WhatsApp, nel senso che i coniugi hanno concordato degli aspetti patrimoniali tramite WhatsApp e il WhatsApp certo. è stato La utilizzato regista che ride, probabilmente ha avuto qualche no. qualche problema con No, WhatsApp. perché quando ho detto WhatsApp ha detto: che" no, ma perché adesso, a parte gli scherzi, però effettivamente, cioè, c'è un uso di WhatsApp Certo, forse troppo spropositato, son spropositato. Cioè, d'accordo, volano son accordi d'accordo. patrimoniali anche su WhatsApp, cioè io sto attento che con mia mamma a usarlo, figurati, cioè, sì, che se io mando, no, a parte le battute, No, però però è insomma, vero. cioè non è che su WhatsApp tu la mandi, o anche su Instagram, su Qualsiasi qualsiasi social, social dove sì. può essere ovviamente tracciata la conversazione. E soprattutto puoi dimostrare che c'è stata una proposta, un'accettazione, perché se io ti dico: Brava, "Facciamo così", tu mi rispondi: "Okay, va bene", non è che questo okay, va bene poi dopo non c'è più, perché rimane. implicito. Una volta si diceva carta canta, adesso si dice Verba WhatsApp volant, canta. vero. WhatsApp E quindi canta. adesso anche i tribunali non sono ancora tanti, però c'è una prima apertura Mh. anche nei confronti degli accordi conclusi appunto tramite i WhatsApp, Pensa tramite su questa cosa, pensa Fede che c'è, emerso anche una cosa, questo qua in ambito penale, non penso che possa essere applicato anche in ambito civile, ma bisogna verificarlo. Quando imposti l'autodistruzione dei messaggi, non so come si ah sì, chiama, ci sarebbe un modo per andare a a recuperare anche recuperarli. quelli, che lo avevo letto da qualche parte, ma non so se, però anche lì, Vabbè, un cioè tecnico c'è secondo comunque un me. backup, cioè Sì, non è che il non è messaggio viene che autodistrutto, no. ecco, quindi anche lì
è un palliativo, una cosa, però rimane, Però rimane anche lì. Ecco, lì diciamo che è più complesso perché Sì. devi andare a fare una CTU tecnica, Però quindi per dirti però anche in bisogna quel comunque caso stare stare attenti, attenti. stare Sì, attenti. assolutamente sì, stare attenti. Ecco, dicevi. No, dicevo appunto che si stanno aprendo anche a questa questione qua. Invece vorrei fare una piccola precisazione, perché molto spesso i coniugi, magari c'è già un provvedimento che stabilisce un mantenimento, decidono di accordarsi per ridurre il mantenimento. Oh là. Mi collego a WhatsApp, perché molto spesso ci fosse un WhatsApp magari uno potrebbe utilizzarlo, invece spesso e volentieri i coniugi ingenuamente, mi sento di Si dire, fanno parlano, questi si parlano. questi accordi verbali che vanno bene finché va tutto bene, ma nel Brava. momento in cui chi deve prendere i soldi decide che questa autoriduzione o questa riduzione che si pensava Aveva fosse concordata, consentito aveva inizialmente. non è più d'accordo, purtroppo non vale niente. Cioè, Quindi qualsiasi accordo su modifiche di condizioni pazzesco. deve essere fatto nello stesso modo in cui è stata fatta una separazione, cioè davanti a un giudice. Però anche lì l'ingenuità è molto rilevante, stavamo parlando prima Federica, Certo, cioè il fidarsi di adesso no. io non è che voglio essere quello che non si fida di nessuno, però scusate, adesso anche andarsi a fidare di uno che ti dice: "Dai Edge, mi dai 200 in meno", cioè fatelo scrivere da qualche parte. Ma il problema è che anche fatto per iscritto Data così, certa, certo, sì, data certa, ha una validità, però comunque cioè il arriva. mio Ah consiglio è certo. di andare davanti a un Ah no, giudice. sicuro, sicuro. Però Perché almeno nei 2, almeno almeno qualcosina rimane, qualcosina per rimane. carità, qualcosina Però rimane. ecco, il messaggio che vuoi dare giustamente è: qualora ci fosse un cambiamento depositatelo. Depositatelo, sì, assolutamente sì. Più che altro perché Ma tutela cosa si fa? Un deposito normale? una modifica delle condizioni di Ah, separazione. Quindi il diciamo che il procedimento è identico a quello della separazione ah sì? consensuale. Ah, Si fa un ricorso congiunto ah. dove i coniugi danno atto di voler modificare per determinate, Quindi è condizioni. abbastanza banale come diciamo Sì, come sì, iter. assolutamente sì, però ti tutela, a Certo. differenza di un accordo Cioè viene verbale. praticamente rimodulato l'accordo. Rimodulato l'accordo. Poi se viene fatto anche in questo caso ovviamente può essere consensuale, quindi quando c'è il consenso dell'altro coniuge, oppure giudiziale, perché ci sono anche dei casi in cui, facciamo un esempio molto molto banale, se prima guadagnavo 10.000 € al mese, potevo permettermi un determinato mantenimento, se mi si riduce lo stipendio, io Certo. non sono più in grado E di. magari l'altra parte si può opporre perché dice: "Ma tu hai altri redditi", per Certo, dire, no? certo, ma infatti in quel caso ovviamente va tutto documentato, va tutto motivato, è molto più complesso, perché comunque devono esserci dei motivi effettivi per Cioè si chiedere apre un altro un procedimento di altro fatto. procedimento, assolutamente Che sì. però comunque anche in questo immaginiamo sempre in patrimoni ingenti, no, Sì, sì, il certo. classico esempio può essere anche quello immaginiamo di un calciatore che gioca e poi smette di Poi giocare. smette di giocare. È stato anche Totti, Assolutamente no, sì. cioè guadagnare 7.000.000 €, poi non guadagni più. Ora non è che li puoi avere buttati fuori finestrino, però chiaramente non hai più Però non hai quell'entrata, più quelle non hai più quella disponibilità. disponibilità mensile, cioè Però diciamo che in questo caso devi comunque motivare, devi produrre documentazione, mentre se c'è il consenso è tra i fatta, 2 è è fatta, fatta. è fatta. Cioè lo si formalizza e ovviamente questo tutela tutti e 2. Te lo dico perché mi è capitato di recente, accordi tra 2 coniugi, per Che 2 be anni è andato una tutto bene, beffa, una sì, beffa. e dopo 2 anni gli ha chiesto tutto, però capisci che dopo 2 anni, fossero anche solo 200 € son soldi. Beh certo. Eh, E poi anche lì l'aspetto, tra virgolette, "emotivo" è rilevante, cioè è certo. una cattiveria insomma, è una mancanza di un accordo. Ora poi, immaginiamo che ci sia stato questo accordo, allora è Anche perché grave. se per 2 anni non hai chiesto Non hai niente, si chiesto niente. presume che un accordo ci Ecco, in sia questi stato. casi però Fede sì, però la salita è un pochettino più, cioè è un pochettino più in salita la richiesta, o Sì. dici cioè da parte di chi li chiede indietro per No, questo no, eh. per chi richiede indietro è facilissimo. No dico, ma anche ah sì? Eh sì, perché Anche tu ottenere, hai certo, perché tu hai un provvedimento. ah certo. Quindi con quel provvedimento tu lo metti. Potresti cosa? Far vedere dei testimoni qualora se magari qualcuno sapesse che l'altra ha accettato, Sì, però però è difficile. difficile. Cioè il problema è che poi va a È vero, finire che questi soldi li devi dare, è quindi vero. con magari un Sì, piccolo perché, sacrificio c'è un prima provvedimento, certo, c'è tu un l'hai provvedi disatteso. sì. Cioè non E quindi è gioco è anche facile, nel senso anche in termini procedurali, certo, ottenere questi soldi, sempre che l'altra parte li li abbia abbia, ovviamente, certo. però è molto semplice ed è molto veloce, con un costo relativo, perché poi comunque tutti i Un'azione, costi è un'azione esecutivo, già provvedimento, sì, sì. un Avevano fatto pignoramento, già, sì. sì, sì, anzi. Cioè Quindi cosa azione fai? Rendi titolo esecutivo la sentenza la di sentenza è a divorzio, titolo esecutivo, attivo, quindi gliela esatto. notifichi col Gliela tuo notifichi e mi devi precettino, tot. mi devi tot, se non mi paghi parto col pignoramento del conto corrente, dello È un stipendio, peccato perché comunque vai a aprire una procedura che era chiusa, aumenti i costi. aumenti i costi. Perché comunque anche la persona che i soldi li deve, ovviamente poi si trova caricato anche delle spese legali della procedura, per cui vabbè. Vogliamo concludere con l'altra sentenza Sì, molto brava, carina quella che che t'ho tirato avevi fuori io sì, che hai prima. trovato tu, Vai sì, Fede, che è quella molto sulle carina, unioni, sulle no, unioni unione civili, civile, perché che è noi comunque anche quello è un argomento super molto frequente. molto attuale. Adesso forse ancor più dei matrimoni, perché adesso
Sono molto meno i matrimoni, sono molto di più le Poi anche un separazioni. flash, Fede, sugli accordi di persone che convivono. Puoi farlo lo stesso un accordo. Assolutamente Questo sì. poi parliamo, perché anche quello è Sì. molto in crescita. Sì. Coppie che non sono né sposate civilmente né Sì, in chiesa, ci che sono dei convivono e hanno bambini. sì, dei contrattini di convivenza che vengono Fateli, redatti, sì, depositati in comune tra l'altro, sì. E anche quelle che appunto dicevamo, le unioni civili, se vengono regolamentate comunque è tutto molto, molto più semplice. Ma Anche il fatto, Federica, di non volerle fare, non è che dimostra il fatto che cioè è essere cautelativi, essere prudenti. No, ma sì, nell'immaginario viene lo visto so, come un come anticipare una una cosa funesta, ma non sì, è così ma non è secondo me. così. Credo, Soprattutto il se ci son consiglio dei che mi figli, sentono di sì. dare Se ci son dei figli, se ci eh. sono anche dei patrimoni di un certo tipo, Certo. sicuramente ti Ma tutela. immaginiamo le coppie che stanno insieme, che non sono sposate, che hanno dei bambini, ma se succede qualcosa, cioè Sì, capisci quanto è più difficile poi certo. Allora, ovviamente per i minori le tutele ci sono, ci sono certo. sempre, però anche per i Però per i genitori, genitori, tra di uno dei loro. 2 ha un incidente, ma Certo. ragazzi, ma però non è che è utopia questa, No, no, non è no, fantascienza, è purtroppo verità, è reale. Si tratta di darvi dei consigli, se possiamo modestamente darli, sulla base delle esperienze che abbiamo. Quindi, siate sempre prudenti, non abbiate paura di non certo, esserlo. ma anche perché anche le unioni civili di fatto son delle famiglie, non riconosciute, non regolamentate con un matrimonio, però comunque son 2 persone che decidono di stare insieme, decidono di condividere la vita, i soldi, perché comunque Certo. molto spesso si comprano case, si cointestano dei conti, cioè comunque è come se Si fosse un lavora matrimo insieme a si volte. lavora insieme, assolutamente. Quindi è anche giusto che ci si possa tutelare e, nell'ipotesi in cui l'unione civile si concluda, Certo, quindi le persone si certo. lasciano, ci sia anche la tutela per uno dei 2. Infatti la sentenza carina che hai Ecco. trovato tu, che dice proprio quello Grazie del che carino, no, carina la sentenza. no, carina la sentenza, dicevo, comprendo la sentenza carina, non io, la sentenza che è carina, grazie, perché te l'ho Hai snocciolata. snocciolato una sentenza molto carina, Vai, assolutamente, vai, vai. che quindi l'assegno divorzile viene utilizzato anche in ipotesi di unioni civili. Quindi, allora facciamo un piccolo Ecco, distinguo sì, sì, molto, molto, molto veloce. L'assegno di mantenimento, come dicevamo anche prima, viene equiparato al tenore di vita che aveva la famiglia e quindi viene equiparato agli stipendi, certo. appunto al tenore di vita. Che si aveva. L'assegno divorzile invece ne tiene conto, ma ne tiene conto meno, perché è più Ecco, un assegno assistenziale, nel senso che perfetto. quando arrivi al divorzio ovviamente È tutti i finita. rapporti sono finiti Brava. e quindi ovviamente tu non devi più mantenere lo È finito stesso tutto, ti tenere do sì, tot, fine, ti do un tot per aiutarti, quindi basta. se c'è una differenza di reddito fra i coniugi, uno dei 2 aiuta l'altro e quindi assistenziale Fine. proprio per questo motivo. E in ipotesi di unione civile viene riconosciuto appunto un assegno che è equiparato appunto all'assegno di Il criterio è lo divorzio. È il stesso, criterio lo stesso, sì. però con unioni civili. Quindi non in presenza di un matrimonio, in presenza però di unioni civili riconosciuti, ovviamente. Questo c'era anche prima, però adesso diciamo si sta più cristallizzando Cristallizzando. l'orientamento proprio a tutela. Perfetto, siamo stati perfetti. Sì. Federica voto Ne 10, voto Sono 10. stata una Federica Viana è una stata degna bravissima. sostituta dell'avvocato Grazie Federica che Collovati. sei Grazie a intervenuta. voi per avermi Grazie al invitato, regista, anche grazie a coi tutti. tempi Siamo i tempi giusti. perfetti, abbiamo parlato di tutto. Secondo me è stata una puntata veramente utile, riascoltatela e fateci domande anche più avanti nelle prossime puntate. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, buona radio a tutti, seguite ancora Radio Libertà, non so chi c'è dopo, ma seguiteci. Al prossimo Grazie, giovedì. alla prossima. Buona serata. Buona Ciao, serata. ciao, ciao.